Abbiamo organizzato un nuovo ciclo di incontri dedicato alle famiglie nobili mantovane. Oggi parliamo dei Guidi di Bagno, che sono tra le famiglie più celebri della storia dell'età gonzaghesca e non solo dell'età gonzaghesca della città e del territorio. E poi chiuderemo il 5 marzo con Elisa Valli e Anna Casotto che parleranno degli Ippoliti. E poi credo che sicuramente andremo avanti perché il tema delle famiglie nobili è un tema centrale per la storia della nostra città e dell'epoca antica di Mantova, un tema importante che ha dato vita a tutta una serie di pubblicazioni di varie case editrici che come Libreria Paolina in Rio, qui a Casa Nuvolari, in collaborazione con la diocesi, intendiamo portare avanti. Quindi oggi Daniela Ferrari parlerà dei Guidi di Bagno. Il primo riferimento certo, riconducibile al cognome di Bagno, ce l'abbiamo alla fine del 1200 e 1298, c'è un tale Guglielmo, detto Spadalunga di Bagno, che compare citato in un breve pontificio, in un breve di Papa Bonifacio. Una delle più nobili e illustri famiglie mantovane, di Bagno vivono a Mantova dal 400 al 900, quindi quasi 4 secoli. È una famiglia di antico lignaggio, si dice addirittura di origine toscana, longobarda, anzi poi si stabilisce in Toscana e un ramo in Romagna. E ha un archivio familiare importantissimo per Mantova, che purtroppo non è rimasto qui. È stato trasferito negli anni 90 nel castello a Montebello di Toriana, alle spalle di Rimini, ma è ancora la fonte principale per ricostruire la storia di questa famiglia. I Di Bagno si stabiliscono qui, entrano ben presto nell'orbita gonzaghesca, diventano diplomatici, ambasciatori, militari importanti, prelati soprattutto e cominciano a insediarsi in quello che diventa il palazzo della famiglia, che è il palazzo oggi sede dell'amministrazione provinciale, del palazzo del governo, della prefettura, che ricordo che con i suoi quasi 30.000 metri quadrati di superficie in città è secondo soltanto a Palazzo Ducale. C'è anche un personaggio noto e famoso che vale la pena di ricordare, che è il vescovo Antonio Guidi di Bagno, che rifà la facciata del Duomo e poi si occupa in particolare delle sue proprietà di Quingentole, dove fa costruire la chiesa parrocchiale ex novo, abbattendo 2 chiese precedenti, e a Quingentole c'era anche il palazzo vescovile, che è sede storica della residenza estiva dei vescovi di Mantova, e quindi anche i Di Bagno lì avevano parecchie proprietà e quindi hanno saputo dare lustro e onore alla città per circa 5 secoli, come dicevo prima. Poi si trasferiscono a Roma, dove vivono tuttora, e il palazzo viene acquistato all'inizio del Novecento per diventare sede della prefettura e dell'amministrazione provinciale.